Amici bellini, video importantissimo perché al di là del risultato, gli esperimenti di Garcia, secondo me Garcia ha cominciato a lasciare i like, se guardate il video ha lasciato i like. Cominciamo! Allora, veramente molto importante, benvenuta Silvia Castagnetti, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Questo è un video che voglio che proprio fa 500 like perché l'amichevole non raggiunge. Mi ringalluzzisco che il video su Nathan è arrivato oltre i 25.000 visualizzazioni, eccetera eccetera. Questo video però è più importante di quello di Nathan perché è qui che si vede adesso lo spessore di Garcia, e credetemi, questa poi è un'opinione mia, ma condividetela con i vostri amici. Garcia quando mette Ostigard a centrocampo ti sta lanciando un segnale e ci sta spiegando delle cose. Andiamo a vedere con una Brabham tattica che cosa è successo in questa benedetta partita. Ringrazio Antonio Gaito che sui suoi Twitter ci fa sapere la formazione. Il Napoli la scrive diversamente perché scrive Raspadori a centrocampo e frega, praticamente restano fregati quelli che facevano la telecronaca. Lasciamo perdere Pacman e tutte le 83 milioni di tifosi nel mondo, non li stai calcolando proprio, non ci pensi, non te ne frega niente, non te ne frega niente degli 83 milioni di tifosi nel mondo. Mettila a €1, mettila a $1, ti sei fatto 83 milioni, altro che Cop Miner. Per 4 partite ti sei fatto lo stadio, se esistono 83 milioni di tifosi nel mondo. Se invece non esistono e siamo io e un altro, il Club Napoli Brasile, il Club Napoli Canada, allora fai bene a non pensarci proprio. Riflessione dovuta, doverosa. Tra l'altro pure in Italia hanno avuto dei problemi. Lasciamo perdere. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Ostigard, Olivera, Lobotka, Elmas, Politano, Raspadori, Lozano, Simeone. Andiamo a vedere. Di questo tweet di Gaito mi interessa più che altro gli indisponibili perché sono fuori Kvara, Osimhen, Zielinski si aggiunge, ci sono nuove notizie sulla rabbia, Gollini, Foloruncio, Zedat, Mario Rui e Anghissà. Male. Togliamo questo e mettiamo la lavagnetta tattica. Così la scrive il Napoli, ma Simeone qua, Raspadori qua. Questa era la formazione, ragazzi, e non voglio sapere niente. E se i telecronisti non lo vedono, io litigo, sono pronto a litigare. Guardate il Napoli in fase difensiva. Questa è una squadra vera, una squadra tosta, una squadra che ha picchiato e ci ha messo anche in difficoltà. Il Napoli ha creato delle cose, non ha importanza assolutamente il risultato. Ci arriviamo con calma, ma Raspadori era a tutti gli effetti una seconda punta, si alternava, stava qua, seconda punta. Lo potete chiamare 4-2-3-1 così perché sta un po' più dietro rispetto a Simeone, ma questo è a tutti gli effetti un 4-4-2. Che cosa significa? Significa che se anche lo vuoi considerare mezzala a Raspadori, il messaggio che ti sta lanciando Garcia è che siamo corti a centrocampo, che nei momenti di difficoltà e di grande emergenza come in questo momento il Napoli ha, perché non c'hai Zielinski, non c'hai Anghissà, come la mettiamo nome? Quindi sono stati fatti gli esperimenti tattici stavolta con i titolari. È qua che mi è piaciuto Garcia, perché se tu fai il 4-4-2 con Obaretin e con Russo e con Davino non serve a niente, ma se lo fai con i titolari mi stai facendo capire che questa è la situazione. Quindi Raspadori qua, Lobotka, Elmas a tutti gli effetti centrocampista, aiutava Lobotka in regia e ci sono state anche delle cose interessanti, però calma. Meret deve fare un buon intervento al 25esimo, un errore in uscita. Quello che è successo prima del 25esimo me lo posso inventare, ma non lo faccio per rispetto dei miei iscritti. Poi c'è una dormita su corner, Raspadori parato su un cross di Di Lorenzo, Lobo deviato sul pressing alto. Il Napoli fa molto bene il pressing alto e recupera la palla. Un tiro di Lozano altissimo, un tiro di Politano bello ma fuori. Questo è successo nel primo tempo con questa formazione. Dopodiché nel secondo tempo succede l'impossibile, nel senso che nel momento in cui riusciamo a vedere, questo è importantissimo, c'è il gol di Rachmani, calcio d'angolo di Elmas, grandissimo stacco di testa di Rachmani che la mette nell'angolino, imparabile, molto bene. Dopodiché esce Simeone ed esce Lobotka, entrano Juan Jesus e Zerbin. Attenzione, non entra Demme al posto di Lobotka, che potrebbe essere la sua cosa naturale, assolutamente no.
Juan Jesus va in difesa, Østigård si sposta a centrocampo, Zerbin va qui e Lozano va qui. Attenzione! Attenzione, guardatela bene la partita se riuscite a vederla. Lozano prima punta, perché? Perché Raspadori è sempre un po' più ibrido, sempre centrocampo, ma quando il Napoli è in difesa è un 4-4-2 con Lozano Raspadori prime punte, uno seconda punta, insomma un po' più dietro, Zerbin sulla fascia, Politano qui, Østigård a centrocampo con Elmas. Questi sono gli esperimenti nell'emergenza. Cosa ti sta dicendo Garcia? Ti sta dicendo guarda che senza Anghissà io devo fare questo, ti sta dicendo che se te ne mancano uno o due, noi per fare il centrocampo a 3 che De Laurentiis ha imposto e ha detto 4-3-3 non esiste proprio, per fare il centrocampo a 3 ne servono 6 abili e arruolabili. Nel momento in cui me ne viene meno uno, me ne viene meno un altro e non c'è manco Folorunsch, io devo mettermi a 2 a centrocampo, e anche quando sto a 2 a centrocampo può succedere l'imponderabile. Quindi qual è l'esperimento? Se succede che ti manca sia Dem sia Lobotka sia chissà, io provo Østigård perché fisicamente può reggere fare il centrocampista un po' più difensivo. Ha i piedi buoni per fare Lobotka? Sicuramente no, ecco perché questa è una richiesta di calciomercato. Dopodiché più in là uscirà Lozano ed entrerà Demme. Elmas finisce seconda punta, può essere un sottopunta, può essere la mezzala un po' più avanzata, io la chiamo sottopunta, è seconda punta. Questa è la formazione quando entra Demme e lo dice Garcia, quindi non accetto nulla, non accetto nessun tipo di contraddittorio. Sky il 4-3-3 con Raspadori, no, lo ha detto Garcia a Demme, si è sentito nei microfoni, 4-4-2, quindi non c'è discussione, voi potete vederla come volete. Garcia, testuali parole, a Demme dice 4-4-2. C'è Østigård che si vede nelle telecamere, fa 2-1, no? 2-1. Quindi quello significa il 2 degli attaccanti è un sottopunta o una seconda punta. Quindi va bene così. Dopodiché prende una botta anche Politano, grande paura per Politano, ma è stato un pestone, ci dicono, una botta. Sempre che sia vero, perché oramai non mi fido più dei telecronismi. Ed entra Zanoli. Se sbaglio i numeri dei giocatori voi me li scrivete nei commenti, non ha importanza. Zanoli entra qua e resta esterno alto, quindi Di Lorenzo resta in difesa. Di Lorenzo ha fatto un finale di partita da grande capitano perché ci stavano mettendo in difficoltà. Io mi sono iscritto finale in affanno perché ci stavano mettendo in difficoltà e Di Lorenzo ha sbrogliato un paio di matasse, devo dire la verità. Dopodiché c'è un'occasione per Zerbin che la tira fuori da posizione molto favorevole, non è stata manco deviata, veramente un peccato su un buon assist di Raspadori che girerà per tutto il campo, che darà una mano. Mi è piaciuto Raspadori, si è mosso molto, è stato molto molto voglioso, ha cercato la posizione, insomma ha distribuito palloni non male. Poi lo stesso Zerbin, una sventagliata, a proposito dello sventagliatore Nathan, una bella sventagliata di Rachmani che taglia tutto il campo e trova Zerbin che blocca bene, si accentra e il tiro questa volta viene parato. E poi entrerà anche Russo al posto di Elmas, stanchissimo Elmas, anche lui ha giocato a tutto campo, e Obaretin al posto di Olivera. Anche quando entra Russo sta in questa zona qua, in fase difensiva, si attacca la linea dei loro difensori con due, quindi un po' come lo faceva anche Zielinski nel 4-2-3-1 sia con Gattuso che con Spalletti. Questa è la situazione tattica e non voglio sapere niente. Questo rischio di essere antipatico, ma ne sto sentendo di ogni, ne sto sentendo di tutti i colori, e quindi questa è la situazione. Signori, il risultato non serve a niente, sarebbe stato meglio andare al pareggio per farsi autogol e andare ai rigori di nuovo per fare un nuovo allenamento per i rigori. Ma secondo me Garcia in questo momento sta lanciando un segnale preciso. Lo so che ci sono le notizie di Cop Miners che si inseguono perché è un nome che fa fare tanti click. Io continuo a crederci pochissimo perché non voglio illudermi. Contemporaneamente, se dovesse poi riaprirsi la questione Zielinski Arabia Saudita, perché sta uscendo di nuovo e si dice adesso pare che sia allettato, ma non ci avevate detto che Zielinski è fatta per il rinnovo? Ha accettato, le notizie dicono ha accettato l'abbassamento dell'ingaggio. Dove sta questo rinnovo? Abbiamo rinnovato Raspadori che non c'era bisogno, abbiamo rinnovato Di Lorenzo che non c'era bisogno. Dove stanno i rinnovi, quelli là che servono, quelli là che sono fumanti, quelli là di Lozano, quelli là di Zielinski, quello là di Osimhen? Anche Osimhen te lo puoi portare a lungo, non ha importanza, ma sono quelli che stanno in scadenza adesso che devi toglierli dal mercato con un rinnovo e con un'intesa.
e questo ancora non c'è. Ho visto Nathan con il presidente, si fa le foto, era presente in tribuna, un bel ragazzone, lo aspettiamo e va bene così. Contemporaneamente adesso c'è un'emergenza importantissima a centrocampo e questa formazione con questo ragazzo qua te lo sta comunicando. Se De Laurentiis vuole fare il tipo che va vicino a Garcia e dice ma io ti ho preso per il 4-3-3, Garcia gli risponde e dove stanno il centrale, le mezze ali che ti serve per fare il 4-3-3 ambizioso come tu mi hai detto che sei? Quindi per me questo è un momento chiave dei rapporti, perché siamo agli inizi, no? Miglior allenatore sempre, siamo agli inizi, ma subito bisogna mettere le cose in chiaro. Garcia a livello di comunicazione l'aveva già fatto in quell'unica conferenza che abbiamo sentito e questo è il caso, quindi io mi aspetto e sono sicuro che il Napoli lo farà, un affondo, un'accelerata sul mercato clamorosa. Avevo sentito Torreira, ci credo poco, vediamo se ci sono dei jolly sul taccuino, è il momento di prenderli, anche perché si devono abituare, e se questa è una squadra che deve avere queste vibes ancelottiane dove ogni tanto si va a 4-4-2 e quindi le letture dei giocatori individuali sono più importanti, è un pericolo serio, è un rischio, perché sappiamo che il Napoli con il codice, con il gioco codificato va a memoria e si muove bene. Se li lasci un po' liberi non lo so, è un rischio, si può vincere, il rischio, la scommessa, si può vincere o si può perdere. Da New York Valerio Fluido è tutto, da New York non si possono vedere le partite. De Laurentiis, ti imploro, non lo farai con l'ultima perché oramai è difficile l'organizzazione, devi fare il mercato, qualcuno se ne deve occupare, non possiamo essere l'unica squadra al mondo che dei tifosi all'estero se ne frega altamente, perché te ne freghi altamente. Voglio pagare 10, voglio pagare 5, 1 euro, 20 euro per l'amichevole. Noi all'estero forse abbiamo più possibilità economiche di chi sta in Italia e che ha difficoltà. Quelli che sono all'estero, se sono ancora all'estero, vuol dire che economicamente ce l'hanno fatta e si sono organizzati. Si può spendere, se la passione è vera, non siamo 83 milioni. Si può spendere, vai tranquillo, fallo sul tuo sito ufficiale, sul tuo Facebook ufficiale, falla vedere bene e permettici di vedere la partita noi che stiamo all'estero. Altrimenti non dire che ti interessa dal Napoli al mondo, perché è una balla. Life, into the